Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TPN Veneto. Dunque 25 milioni di euro per interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza del territorio veneto. Cominciamo con questa notizia, una lunga pagina dedicata all'alluvione e al territorio. Introduciamo il nostro ospite, ci è venuto a trovare Daniele Estival, assessore regionale alla protezione civile. Allora io volevo chiederle innanzitutto cosa ne pensa delle notizie che abbiamo dato in apertura, perché la notizia dei 25 milioni di euro per interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza del territorio veneto ci è arrivato pochi minuti fa. Oggi invece c'è stato un intervento piuttosto duro del PD che ha diffuso addirittura dei volantini in cui si parla di tagli per il settore idrogeologico. Di solito si dice che la verità sta nel mezzo, ma uno dei due secondo me mente. Ma ormai credo che abbiamo a che fare con dei clown, perché solo così possono essere definiti. Questi clown non fanno ridere, perché piangere. Non si scherza sulla pelle dei cittadini. È la stessa cosa, nei mesi scorsi hanno detto che Zaia ha prodotto 1,5 miliardi di alluvionati, buco. hanno passato il Natale sotto acqua, è una cosa scandalosa. 1,5 miliardi di buco alla sanità, è arrivato da 3 mesi, come cavolo ha fatto a farli non lo so, quindi balle astronomiche spaziali. E adesso con questa storia del rischio idrogeologico noi stiamo da anni investendo le risorse ovviamente che ci sono a disposizione. Guarda caso in questi anni, se andate a vedere chi ha fatto emendamenti a favore del rischio idrogeologico, è stato il sottoscritto. Il centro-sinistra non ha mai fatto questo tipo di iniziativa, ha pensato ad altre situazioni, però d'altronde in questi mesi se noi dobbiamo andare a dire vogliamo fare la fine della Grecia, facciamo la fine della Grecia, perché i signori che adesso dicono bisogna che tiriamo fuori ulteriori risorse per il rischio idrogeologico ci dovrebbero anche dire, visto che sono bravi, come e dove, perché il bilancio è quello, la torta è quella. Noi abbiamo deciso di investire in sanità, in sociale, nel lavoro, che sono elementi importanti, e nel trasporto pubblico locale per i nostri cittadini. Questa è la scelta strategica che abbiamo fatto per il 2011 con le risorse che ci sono. Dopodiché quello che sta facendo questa regione è, giustamente come fa il presidente Zaia, andare a chiedere i soldi a Roma, perché è Roma che deve pagare, visto che è il nord e il Veneto in particolare che paga in modo pesante le tasse. Non a caso i 300 milioni arrivati, non a caso i 60 milioni per il rischio idrogeologico, e non a caso stiamo trattando col CIPE per avere ulteriori soldi per il rischio idrogeologico. Ma Massimo Cacciari per caso è passato con voi dalla vostra parte, assessore Estival? Perché l'altro giorno Massimo Cacciari ha detto che i tagli, almeno ha ricordato, i tagli li faceva anche quando a governare c'era il centro-sinistra in Italia. Ma quando c'era il centro-sinistra non solo ha tagliato le risorse pubbliche, come tutti i governi. E poi ammette che il problemi. governo centrale italiano retto dalla Lega Nord sta, come dire, attuando una politica anche di tagli. I tagli sono necessari, perché se non ci ricordiamo male, fuori da questo edificio o fuori dagli edifici della pubblica amministrazione c'è una crisi internazionale paurosa che sta finendo, ma però che è ancora in corso, ma soprattutto, certo, ma soprattutto le finanze dal punto di vista economico, le risorse non è che arrivano il giorno dopo che è finita una crisi, ci vuole 1 anno o 2 per riprenderle. Noi siamo in piena crisi dal punto di vista delle casse pubbliche, e a livello internazionale, se vogliamo fare la fine della Grecia, dell'Irlanda, lo farà la Spagna, basta che la sinistra ce lo dica. Vabbè, questo lo dice lei chiaramente. Ovviamente, ma noi non seguiamo la sinistra, perché la sinistra ci porterebbe nel burrone. Ringraziamo dunque l'assessore della Lega Nord Daniele Estival, molto ficcante stasera nelle critiche, ho notato. Quando si vuole straparlare con dei clown bisogna trattarli come si meritano. Mamma mia, per carità. Forse avrà letto un po' in anticipo questa notizia sul peperoncino.